Ma io sentiva dire da suo papà, non so. Stare a sentire. A un certo momento in realtà quello scrittore che Maffioli, che gli ha detto questo, ma lui lo ha detratto, lo ha intuito, eccetera, ma che mi sia sicuro di questo, di sicurezza so questo solo, che sui cataloghi del 1910-1911, quella è la copertina del catalogo, noi altri vendevamo al semente del radicchio rosso. Quindi può darsi che avessimo prodotto noi altri, anzi voglio dire che avremmo prodotto noi altri. Ma oltre a questo vi voglio dire un'altra cosa, che il radicchio rosso di Treviso si coltiva nella stessa precisa maniera che si coltiva la famosa salata, diciamo, di Bruxelles, belga, che c'è il Wittloff, cioè si semina in autunno, dopo si trapiana, si trapiana e dopo si fa la seconda fase che è quella di imbianchimento. Quindi è di una e che altra. E ora si vede che io ho detratto che ha fatto questa congettura qua e potrebbe essere verissima, cioè dal radicchio rosso che era così una pianta comune che trovava per i campi, e lei si è fatto questa prova e da questa, ma certo no, l'unica prova certa è questa, che noi altri nel 1910-11 vendevamo la semente del radicchio rosso. Quindi dice che c'è una deduzione di questo, però è una deduzione abbastanza verosimile. Sì, è verosimile nel senso che il radicchio rosso, così come pianta selvatica diremo, esisteva. Quindi può darsi benissimo che il mio nonno abbia fatto le prove. Suo nonno come si chiamava? Francesco? Anche lui. E lei, cioè poi c'è suo papà che si chiamava Aldo? Aldo e mi chiamavo Francesco. Lei di che classe è, per curiosità? 1911. E suo nonno era arrivato qui in che anno? Nel 1860. E da dove veniva? Da Gand, Belgio, proprio la patria anche della cicoria, della famosa cicoria di Bruxelles. Lì aveva un laboratorio, uno stabilimento orticolo? No, cosa faceva suo nonno? Si interessava di orticoltura, eccetera, perché lui era un architetto dei giardini. C'era già questa qualifica all'epoca? Sì, papà. E difatti è venuto in Italia perché era stato chiamato da un suo professore che lo venisse a aiutare per fare dei giardini. È venuto in Italia e ha cominciato a fare i giardini in provincia di Vicenza, nei Ville Venete. Dopo è venuto giù attraverso la riviera del Brenta e ha cominciato a fare i giardini più lungo il Terradio e dopo si è fermato a fare il giardino di Villa, che allora si chiamava Villa Valier, qua alle Grazie, Villa Terra, che allora era di Valier. Si è fermato qui, dopo qui si è sposato con uno che era là del posto e ha messo il primo stabilimento, sì, le prime coltivazioni di piante sono state fatte alle Grazie davanti alla Valiera. Che anno era più o meno? 1860. Subito allora? Appena venuto qui ha cominciato subito? No, era venuto prima qua nel 1850, 1852 e nel 1860 ha piantato con uno stabilimento, vivaio qua. Ma suo padre, ho visto che ha scritto anche un libro però sul radicchio, ha scritto un opuscolo. Sì, certo che poi si interessava molto di questo qui, era gran amico era stato amico di Gabriele D'Annunzio,
Ma poi è sempre stato lo stabilimento dalle Grazie, è passato qui quando? Dunque, 1860 era le Grazie. Dopo il 1910, siccome era come piccolo, è passato qua. Dove? Quello lì era qui via Landolo, 10-15 ettari, tutti tra via Landolo e via Sant'Eno, insomma, quella zona. E qui è restato fino all'ultimo bombardamento, che era una casa del suolo, e allora siamo passati.